Ed eccoci in ultima parte, il sindaco risponde, ricordo l'appuntamento del martedì sera, tutti i martedì dalle 19:30 alle 20:25, il sindaco risponde a tutti i cittadini, tranne questa sera che abbiamo impostato la trasmissione per raccontarvi quello che il sindaco ha fatto, perché molti non sanno quello che succede a Padova, e quindi noi questa sera abbiamo ricordato quello che ha fatto il sindaco in questi 4 anni e mezzo, di sua iniziativa, del tramandato, come giusto sia continuare i lavori quando vanno bene, e quello che succederà per questa città che tra pochi anni cambierà completamente, specialmente la parte della stazione con l'alta velocità, tanto ma ne parleremo dopo. E poi c'è la riqualificazione anche dell'ex Foro Boario di Corso Australia, dove dovrebbero iniziare i lavori del Leroy Merlin. Aprile e maggio sono tutti autorizzati, devo solo partire, sarà 1 anno e mezzo di lavori. Ovviamente sono lavori di un'azienda, privati, autorizzati, anche la viabilità cambia completamente a loro carico. È un'opera importante che oggi, ogni volta che passo, mi rifiuto di guardare perché è veramente un degrado totale. Verrà riqualificata proprio in osservanza anche delle norme per quanto riguarda la sovrintendenza, perché è un'opera fatta storica, fatta in maniera importante. Verrà completamente sistemato, ne uscirà non un centro commerciale ma un brico di grandi dimensioni. E questa è un'opera importante che non ho mai avuto la forza di iniziare come amministrazione sotto l'aspetto economico. E per cui questa comincerà a aprile e maggio, per cui 1 anno e mezzo di lavori sarà terminata. Senti, prima nello sport mi hanno sentito che abbiamo anche la gradinata Lappiani che verrà ristrutturata, verrà fatta come era all'antica. La Lappiani oggi è veramente un problema di sicurezza. Ho ricordi molto importanti per quanto riguarda me, non solo io, penso molti portieri padovani. Oggi è un brutto posto, è anche poco sicuro perché crollano in continuazione Cacinacci, di conseguenza il solito modo di vedere è chiusa proprio sotto, non si può andare sotto, per cui ogni volta che si fa fare pulizia diventa un problema importante. Verrà sistemata nel senso che verrà eliminata completamente e rifatto quello che era la Piani 40 anni fa, cioè quando si demolirà completamente la curva, verrà rifatta, solo la curva, verrà rifatta come era 40 anni fa, per cui sotto l'aspetto storico, sai, sotto sicurezza, gradone, sarà una collinetta di terreno come era 40 anni fa e ne esce, adesso veramente è brutta. Io ho tutto l'affetto possibile per quanto riguarda la Piani, però questo è veramente brutto. È vicino a Prato della Valle, è strutturato tutto quanto, anche per quanto riguarda il parcheggio, uscirà una cosa molto bella. In più sarà una pista ciclabile che congiurerà completamente fino al Prato della Valle. Ne uscirà un luogo splendido. Ecco, anche perché anche questo posto, ne ha parlato in tanti, nessuno mai ha fatto nulla e speriamo stavolta davvero di vedere quel posto ristrutturato in maniera moderna. Senta, poi abbiamo la riqualificazione della palazzina ex CONI, Configliacchi, Azzurri d'Italia, zona Arcella. La zona Arcella per noi è importantissima, abbiamo una città nella città, 40.000 abitanti. È un quartiere già bello per quel che mi riguarda, tutti i servizi possibili. Abbiamo vinto un bando di 15 milioni di euro, per cui sarà ristrutturato completamente l'ex palazzina CONI, i Configliacchi per quanto riguarda la parte storica, la parte che va via Tiziano Aspetti, verrà ristrutturato completamente Piazza Azzurri d'Italia e verrà sistemati 70 circa appartamenti RSA, per cui, no RSA, edilizia popolare intendevo, per cui sarà un grosso salto di qualità. Già ricordo è stato illuminato completamente la LED della cella, in più abbiamo preso con risorse proprie l'ex area, quello di fronte a Chiesa del Sacro Cuore, l'ex area Valli. Là sarà fatto un giardino a brevissimo, inizierà a marzo-aprile col bel tempo, sarà fatto un giardino, sono 10.000 metri quadrati che cambierà anche questo, assieme a Piazza dell'Italia, la visibilità della cella. Una cosa importante, determinante per quello che mi riguarda, l'alta velocità. L'alta velocità arriverà in 6-7 anni, sarà fatta ovviamente dal Ferrovie dello Stato. Ricordo che l'alta velocità sarà Vicenza-Padova, sarà stato finanziato già il progetto, di conseguenza arriverà nel giro di 6-7 anni, questi sono i tempi ovviamente del Ferrovie dello Stato, ma è un'opera importantissima, costa miliardi. Arrivando all'alta velocità arriverà sul binario 8-9, per cui verso nord. Di conseguenza la stazione sarà fatta bifacciale,
ovviamente tutto è fatto a Ferrovie dello Stato, non al Comune di Padova, però in collaborazione per quanto ci riguarda. Vuol dire che sarà una stazione nuova, bifacciale, vuol dire la parte esistente rimane, sarà fatta la parte posteriore verso la cella e finalmente avremo un collegamento definitivo con la cella. Oggi la cella è divisa dalla ferrovia. Non sarà più così, sarà fatto ponte Borgo Magno, sarà fatto completamente sempre da ferrovie, perché l'altra Lucerna non passa sotto, per cui bisogna rifarlo completamente. Sarà un luogo diverso, oggi non è molto bello. Una Padova diversa. Padova diversa. Io veramente vedo Padova diversa in 6-7 anni, ma molto diversa, cambierà completamente. Senta Sindaco, in conclusione di questa trasmissione... PP1, IFE, di fronte a Chiesa della Pace, via, sono veramente interventi importantissimi. Stiamo facendo anche piano interventi, si chiama piano regolatore, per cui come consumo di suolo azzerato. È una visione di Padova importante che abbiamo fatto con i nostri tecnici dell'architettura. Senta, lei passerà come alla storia, perché passerà alla storia, no, le dico e poi mi darà, non può darmi torto su quello che le sto dicendo, lei o chiunque ha passato questo periodo come il sindaco o chi ha amministrato la regione o chi ha governato in Italia, il sindaco della pandemia per quanto riguarda Padova, e quindi ha avuto anche 2 anni di grande preoccupazione per i cittadini, di morti per questa pandemia che ha colpito tutto il mondo e ovviamente ha colpito anche la sua città, e come li ha vissuti questi 2 anni, visto che siamo arrivati alla conclusione, crediamo, speriamo, ci auguriamo, per via dei vaccini? Io ho vissuto in maniera veramente intensa, però ricordo una cosa che mi fa piacere dire: l'amministrazione comunale non si è mai fermata, nel senso ha continuato a produrre progetti, a produrre risultati, a stare vicino ai cittadini. Sono stati 2 anni veramente difficili sotto le peggio e non è terminata ancora. Se è terminata sicuramente, spero, mi auguro anch'io, la pandemia, ma gli effetti economici saranno ancora importanti e li vediamo tipo bollette di energia elettrica piuttosto che carburanti e via dicendo. Sono stati 2 anni veramente difficili in cui ho vissuto dei momenti incredibili. Quando c'era il lockdown giravo solo per le piazze, piuttosto che quando ho ricevuto le salme da Bergamo, per non c'erano più. Veramente è stato un incubo. Noi tendiamo a dimenticare tutte queste cose. Io spero solo che sia servito, ovviamente è stato un dramma sotto il petto morte, sia servito a capire un attimo di essere più solidali, inclusivi rispetto agli altri, a cambiare un po' la sanità. Noi abbiamo, come città e come regione, penso abbiamo dato una grande risposta alla pandemia, perché la sanità funziona. Ognuno può dire ma questo non va, questa unità, però mi ricordo che la sanità veneta, per quel che mi riguarda, e la sanità padovani, sono molto orgoglioso di questa regione e di questa città. È stato un momento veramente difficile, penso ognuno di noi se lo ricorderà per sempre. È per questo che dicevo che passerà alla storia, appunto, ovviamente per in questo senso preferivo non passare per storia. No, sì, era meglio, no, però sia lei sia ovviamente il Presidente della Regione, tutti i vari sindaci delle città. È stato, ma devo dire che è stato, tutti i sindaci della capoluogo di provincia del Veneto, quel Presidente Zaia ha sempre collaborato al massimo, non c'era colore politico. C'era fare l'interesse della propria comunità del Veneto stesso. Senta, concludendo questa puntata, poi lei ha avuto il tocco di grazia, perché è nato che dal Papa, ha portato il libro di Padova al Papa, una bella emozione. Che emozione. Fatalità, va al Papa, finisce la pandemia, un uomo davvero fortunato sotto certi aspetti. No, sto scherzando ovviamente. No, veramente col Papa è stata un'emozione indescrivibile. Vedere questa persona che si avvicina, io sognavo da anni di avere la possibilità di conoscere. E ho avuto il privilegio di conoscere un grande personaggio. Ho invitato a venire a Padova, spero, mi auguro che venga veramente con l'aiuto del nostro vescovo, di Monsignor Daccini. Io penso che se riusciamo a fare squadra con tutti quanti, riusciamo a portarla. Mi piacerebbe. Io ho tante fantasie e tanti sogni. Vedo già Proto alla Valle pieno di persone col Papa a settembre, ottobre. Abbiamo un pezzettino del Vaticano, il Santo è di proprietà del Vaticano. Abbiamo già un posto eccezionale. Magari venisse il Papa, per me è stata un'emozione veramente incredibile. Ho avuto il piacere di invitarlo nella città, speriamo che venga. So che tra poco andrà a Firenze, spero che la prossima volta venga a Padova, a Venezia, insomma. Non sono mai stato a Padova, a Venezia, io spero che venga.
Sicuramente sarebbe una cosa gradita, credo, ai padovani e fedeli. Magari. Va bene Sindaco, abbiamo concluso questa puntata, abbiamo spiegato in questi 4 anni, avremo modo ovviamente di parlarne ancora in maniera più approfondita di queste tematiche. Oggi abbiamo fatto un riassunto rapido di tutto quello che lei ha fatto, avremo tempo, modo per poterne parlare ovviamente singolarmente delle cose costruite in questi 4 anni e mezzo per Padova, che non sono davvero poche, anzi sono davvero tantissime. Quindi davvero la ringrazio. Grazie. Noi ci vediamo martedì prossimo, invece, dove risponderemo a tutte le telefonate e i messaggi dei cittadini padovani che hanno fatto anche questa puntata e che riprenderemo dalla prossima. Grazie Sindaco che è stato con noi. A tutti. Grazie, buonasera a tutti, grazie. E invece do appuntamento a martedì prossimo con un'altra puntata del Sindaco Risponde alle 19:30. Vi aspetto. Buona serata.